Salve a tutti e benvenuti a essa nuova ardesa guida de Sardinia Post. Abbiamo incontro de politica. Sul Ministero e sa Difesa hanno guidato su 22 de capitani sa tornare a sparare in su poligono de Quirra. Hanno partecipato i soldati italiani e cursor de Sanato. Sul Ministero si è impippato di questo che ha capitato in su poligono de Capofrasca e Zoia Passata 20 km di terreno sono stati fatti a Chesina di un nuovo partito quando sono soldati fino esercitando. Crasa a Sarbatto e Mesa de Zero sta attendendo una manifestazione a Sintrada de Capofrasca per demandare di che ogare tutta scanta a steracchiare militare che venimos in terra nostra. E l'unisi, sul ministro della difesa Pinotti, ad andare a Capofrasca, poi esordannos e comprende il tempo capitato. E finza sos politicos che venimos in questa regione hanno gestionato del suo problema. Su presidente della regione Francisco Pigliero ha visitato Capofrasca questo lunedì e ha nato Ghidocca che si sta ad serre carchivoligono, cominciando proprio dai gusto del Capofrasca, chi è troppo umano e chi è usato pago. Secondo Pigliero tocca deogare nessi 7.000 ettaro sopra e su 30 km che hanno di terracchiare militare in terra nostra. Sul centro-destra, invece, nara che tocca di prestare attenzione che, ogande che sul poligono si dia a mandare in atto un luogo sul soldato della brigata tattaresa per modenare, ogande che i stipendio si dà a sardesa terra nostra. E stando sempre in conto de politica, non Varbona sposa Castellaio, sa comune di Castello ha minimato a tasi scoside di Buzzacca 2.300.000 euro. Hanno ottenuto un sconto sul merito della seconda ardomor, di cui sono data in affitto e delle bottegas. Su sindaco Massimo Zedda ha nato che entro questo mese hanno essere posto altri 2 milioni di euro per abbassare gli attari. Passamos como a sos contor de cronaca. Andiamo a Saliguera, dove mercoledì sera Roberta Gasparini de 40 battoranos ha morto a Pedro Girardi de 52 anni. Sa femmina ha rispettato che suo marito andare da passare a posto il busto e quando si è dormito l'ha appunto varizzar bortas con un ortello leato da esa cochina. Sorduos che vini feres in Sardegna in una domo della zona Ungias Galantè finì sempre in briga e sa poverita ha conosciuto finza si spidale visto che suo marito la mazzaia. A scoprire questa tragedia è stata avvisa sorduos quando estere corta. E a Barrande, sempre in Saliguera, un uomo di 46 anni della Lombardia ha leato una multa di 2.000 euro che si è accesa una sigaretta entro il apparecchio quando vidolante dall'aeroporto di Bergamo a Cusso di Saliguera. Sommi è entrato in sul bagno per fumare, s'allarme non è spartito, ma Don Zimmo, su strivagliante, ci hanno agattato un canto di sigaretta e l'hanno andata sul comandante. Quando l'apparecchio è arrivato, Sommi ha agattato all'entrata dell'aeroporto alla polizia che l'ha posto la multa. E cerramos con una nuova di economia. Sa Glencore vuole comprare la fabbrica di Salcoa di Portovesme dove si produce alluminio. So svizzero che nella regione e sul governo di Roma diene elettrico a un prezzo barato per vari anni, sino non si è da fare nulla. Per istanto, va ad aumentare che l'azienda non ha da pagare la multa di 78 milioni di euro decisa dall'autorità dell'energia che crea affidare il dato del Stato come azzuto e non si può. E vimos come i tendata a bessire. E per questa guida amor finito, non vediamo a chi da chi entra.